Italia Agricola Zoppa arriva all'appuntamento dell'Expo 2015 che si interroga su come nutrire il pianeta. Di quale eccellenze, Veneto compreso, di là parti di bel paese arretrato che non usano ma sprecano l'acqua, mentre i cambiamenti climatici sconvolgono tutto il territorio, costretto a fare i conti con incalcolabili rischi idrogeologici. Il Veneto, 600.000 ettari di terreno agricolo riforniti da 5 miliardi di metri cubi d'acqua all'anno dai consorzi di bonifica, ha reti infrastrutturali irrigue e messo bene. Ma si può fare di più. Chiediamo delle priorità per poter strutturare altre parti del Veneto in modo tale che queste parti abbiano quelle opportunità che altri non hanno. E ci aspettiamo che la nuova programmazione comunitaria 2014-2020 recepisca le esigenze del mondo agricolo e recepisca le nostre esigenze di una programmazione, di una strutturazione in riva diversa rispetto a quello che è oggi, migliorando la qualità e la quantità d'acqua necessaria. All'Expo 2015 l'Italia porterà un'esperienza pilota, il Reframe, una piattaforma informatica a supporto delle aziende agricole per ottimizzare l'utilizzo d'acqua con risparmi fino al 30%. Tutti questi dati elaborati da un consorzio di bonifica, conosciuti e elaborati da un consorzio di bonifica, si concludono in un consiglio all'agricoltore sul suo telefonino, quanta acqua dare e quando darla per risparmiare l'acqua, risparmiare sui costi per la distribuzione di quell'acqua e quindi avere un reddito maggiore da poter trasferire anche al prodotto e quindi ai consumatori finali. In Veneto il Reframe sta facendo proseliti, 12% del territorio agricolo, 700 aziende, è già entrato nel progetto. Il Reframe è uno dei progetti in assoluto più innovativi, forse il più innovativo progetto che in questo pianeta sulla gestione della risorsa irrigua è stato messo a disposizione dei territori e ne siamo legittimamente orgogliosi.